Si prosegue con un miglio per cavalli di 3 anni, sono in 9 al via sulla distanza di 1660 metri, Egberto Meil, Emistecca, il Cicoffi, Elma di Girifalco, Evelanjvik, Eckebel Jet in prima fila, Elixir, Enjoy Stecca ed Evita Trio in seconda. I favori, chiusura per Emistecca, numero 2 dello schieramento, Dario Battistini in sediolo. Tanto macchina che Egberto Meil sbaglia, macchina che stacca, l'errore anche per Velanjvik e così è Emistecca che va a condurre, parte bene dalla seconda linea. Numero 1 Egberto Meil squalificato. Che si sistema in seconda posizione lasciando di fuori numero Elma di Girifalco, 9 Evita Trio squalificato. Che non trova posto alla corda, ora prova nuovamente a ricavarselo ma serra sotto, Enjoy Stecca. Terza posizione per Eckebel Jet. Rompe dopo 300 metri di gara Elma di Girifalco e così Emistecca numero 4 Elma di Girifalco squalificato. Seconda posizione per Enjoy Stecca, in terza c'è Eckebel Jet, poi tutti in fila indiana con il Cicoffi che precede Elixir e quindi il resto dei concorrenti. 600 in 46,5 con Emistecca che continua a guidare tranquillamente nei confronti di Enjoy Stecca, compagna di paddock. Terza posizione per Eckebel Jet, 800 intanto in 1,2 esatto. La quarta posizione per il Cicoffi che precede Elixir. Emistecca sempre leader su Enjoy Stecca quando siamo all'altezza del chilometro. Completato in 1,17,9, terza posizione per Eckebel Jet, non cambia nulla, tutti in fila indiana alle spalle di Emistecca. Cavalli al completamento della dritta delle scuderie, prova a muovere Enjoy Stecca dalla seconda posizione, va su Emistecca, l'impegna sulla curva finale, viene via deciso Lorenzo Baldi con numero 3 la propria Chico allieva, FI insiste nell'offensiva su Emistecca che si difende, Emistecca ed Enjoy Stecca alle prese, ultimi 80 metri di gara con Emistecca che si riprende e nel finale controlla Enjoy Stecca che finisce al secondo posto davanti a Eckebel Jet, così come si erano messi in partenza, arrivano sul traguardo, 1.16.6 ragguaglio conclusivo, 29.9 a chiudere. Emistecca conferma l'ottima buona prestazione, ultima prestazione vincente e raddoppia. Dario Battistini in sediolo, training dello stesso Dario Battistini per conto del signor Emiliano Stecca. Andiamo a rivedere la fase finale, le due targate Stecca, primo e secondo posto Emi ed Enjoy, al terzo chiude Eckebel Jet.